Ciao tutti appassionati di football. Ciao ragazzi. Siamo qua a Milani e Juventus in Parco Cane. Facciamo una sfida, ve la facciamo vedere che sfida è. Sei pronto? Certo, sempre. Allora ragazzi, questa è una sfida di punti, ce ne abbiamo solo... Quanti fratello? 3. 3 balloni perché questa era Buggetti Parco Cane. Andiamo a fare vedere la sfida che è. Haide. Questa è una sfida di precisione. Fratello? Questa portina vale 1 punto. Perfetto. Se fai gol. Ecco. Invece questo vale 2 punti. O deficiente 3, come abbiamo detto sì, prima. vero, Non scusa, sai neanche per spiegare. 3 punti se becchi quello. Perfetto, allora, Dai. 3 punti quello e 2 è questo sotto, eh? 1, oh coglione. Cazzo, che figura del merda. Va bene, anche altra parte uguale. Sì, uguale. Perfetto, inizi tu, inizio io. Inizi tu. Visto che canale è mio, fratello, e metto io video, inizia tu, non me la rompi palle. Vabbè, scusa. Vai, dai. E la sfida è iniziato. Bene, allora, cosa vuoi portare a casa? Quanti punti? Io fratello becco quello 3. Ah? Quello Haide here, fammela vedere. E ti faccio vedere io chi sono. Vediamo. Cristiano di ruletta. Porco cane, 3 punti fratello portato a casa. Porco cane, 3 punti portato a casa. Dove vuoi? Quello ha ragione. Quello ha ragione? Sì. Qual è il problema fratello? Vediamo un po'. Per poco. Ma se prendeva attraverso quello porto piccolo e andava a ragione valeva uguale? Il canale tu decidi tu. Allora no. No, scusa, sì, ce l'hai ragione. Vai, riprovo là fratello. Vai. 6 punti posso andare a casa io. Anche io con te. Porco cane. Vai fratello, tocca a te. Devo portare a casa almeno 3 punti, fratello. Vai, hai ragione. Metà era questa. Né su né giù. Quanti punti è questo? Uno punto. Ecco. Bella fortuna. Adesso prendi anche un altro e sei a posto. Adesso te la stupisco, fratello. Oh, ok. Mi hai stupito. Mi hai stupito. Fratello, finiamo questa sfida veloce che andiamo a casa. Siamo 6-1, quindi posso provare gli angolini, no? Porca cane, se non provi tu chi deve provare? Vai. Ah. Per poco. Stai zitto uccelli bastardi, porca cane. Becco uccello fratello. Sì, becca uccello, sì. Sono 10 punti quelli. Fammela vedere. Per uno pelo di uccello, fratello. Dai, porta a casa 1 punto. Vediamo. Che cazzo era questo? 0, anche posso recuperare io. Fratello, adesso tocca per te. Sì, aspetta, voglio dire qualcosa. Per qualcuno che voglia commentare video e dire qualcosa, non siamo professionisti, porca cane, se eravamo così giocavamo Serie A o no, fratello? Sì, è vero così, sì. Quindi guardate video, non rompete coglioni. Fratello. Siamo di nuovo 6-1, quindi devo recuperare punti. Devo provare quello piccolo, fratello. Bello. 6-2. Per poco. Va bene. Dai, voglio provare. Per poco. Vai, fratello. Adesso ti faccio gol davvero 9. Come 9? Ma ce l'hai numeri 7 o deficiente? Stai zitto. Porca cane. Vediamo, sei sempre in vantaggio tu. Cristiano! Come gol, porca cane? Non è chi fa gol qua, chi prende punti o deficiente. Vai, fammela vedere. Paglio del merda. Vediamo se te la porti a casa almeno 1 punto. E 6-7. 7-2, devo recuperare, sono troppo indietro. Troppo indietro.
Vado a tirare sul porta. Messo a posto, fratello. Bravo! Vai fratello, 7-2. Bello, bello. Cazzo, te lo devo dire io. Quello devo prendere. Porco cane, non se l'è passato. Piano piano me la sto avvicinare. 7-3, eh? Sì. Fratello, 7-3 me la sto avvicinare. Sì, io però devo prendere 3 punti così finiamo la sfida. Sei unico, quello te le rimane. arriva- Tu puoi fare. Tu puoi fare. Porco cane! Questi potevano essere 3 punti, fratello, e andare a casa. Però non lo sono. Bisogna continuare. vediamo. È stato un piacere. Anche per me. Video Arrivederci. finito. Ciao Che ragazzi. cazzo ve lo devo dire io? Guardate, 3 punti preso. E finisce qua la sfida, ragazzi, così veloce. Quanto siamo? 10-3. Vai fanculo. Fratello, ce l'hai un po' di pietà per me perché hai tirato 2 volte e hai già preso 3 punti. Se tiri ancora, fai ancora. Basta. Meglio me la tengo questo dolore. Ha vinto fratello. Ma premio qual è? Premio? Meglio che non ve lo dico. Ditelo voi che premio gliela devo dare, scrivetemelo in commenti. Qualcosa di bello, dai. Andiamo a casa e devo piangere adesso.